Allora, una giornata come questa è canto, è musica, l'abbiamo visto anche ovviamente solidarietà e impegno civile, maestro Militello, insomma, come si svolgerà la vostra giornata di oggi on stage, sul palco? Oggi il classico concerto di Natale, anche se è tutta una particolarità, vista l'ambientazione dove ci troviamo e visto il fine, cioè quello del volontariato, la beneficenza. Noi musicisti ci siamo adoperati in questo, la musica in questo è un esempio e ci insegna a essere gratuiti e aperti agli altri. Useremo dei canti natalizi, delle musiche natalizie e delle musiche che fanno quell'atmosfera natalizia che forse in questo mondo stiamo un po' perdendo. Non siamo più magari presi da tanto commercio, ma il vero senso del Natale, lo spirito vero del Natale. Iniziative come queste lo rimarcano. Eliano Calamaro, sai, il violino ovviamente. Beh, penso che insomma tu sia d'accordo, no, con quello che diceva il maestro. Ma sì, direi che non ho granché da aggiungere. È un piacere poter essere in queste manifestazioni qua, in questi eventi, poterlo fare per questi scopi qua, assolutamente. Io sono sempre disponibilissimo. Col maestro Militello c'è un'ottima collaborazione. E che dire, cercare il più possibile di poter rendere l'idea di quello che naturalmente la regia, quella che è diciamo della programmazione, e con la quantità di repertorio che c'è cercare di insomma renderlo il più possibile piacevole, ecco. Fare gli auguri di Natale in musica è sempre la cosa migliore, no? Esatto, e in questo la musica è un grande linguaggio e ci aiuta davvero a parlare gli uno gli altri, soprattutto in queste occasioni grandi come quella del Natale. Allora ci scambiamo, a chi ci sta seguendo anche da casa e ci vedrà da casa e non dal vivo, ci scambiamo gli auguri di un Natale e davvero un anno nuovo di pace e di riconciliazione tra tutti i popoli. Un buon Natale anche in Zeneise, no? Insomma, dalla tua città. Assolutamente, buon Natale a tutti, specialmente in questo periodo che si sta vivendo. Se dice poco, tranquillità, pace e serenità. Natale semplice ma tranquillo, per tutti tranquillo.